La prima cosa è, mi sembra un segno il fatto che tu, Paolo, lavori in un organismo pastorale come la Caritas, quindi che esprime l'amore e la passione della Chiesa verso i poveri, e sei un laico. Credo che sia una cosa molto bella e anche incoraggiante per il futuro. Ieri sera eravamo a un incontro Caritas in diocesi e a un certo punto mi sono guardato attorno e dico: oh, sono l'unico prete, che bello. E vedendo la vivacità dell'incontro e le proposte nate, stiamo preparando un incontro nelle scuole per portare la campagna contro lo spreco del cibo l'anno prossimo. E vedevo la voglia di fare, la grinta, e sono stato felice di questo. Allora, se ci puoi dare così un po' la tua esperienza, ma anche così un incoraggiamento, credo che già il tuo essere qui e il ruolo che tu occupi è un bel segno. Quindi laico in un organismo pastorale. La seconda cosa è la sfida della carità davvero a 360 gradi. Mi sembra che ascoltandoti si capisce che la carità va pensata, non si può fare così. Cioè la carità è impegnativa, è una cosa seria. Non è solo toglierti di mezzo dandoti un panino, ma è tentando cercare di capire da dove vieni, dove vai. In questi giorni, oggi a una di noi, uno dei rifugiati che stiamo accogliendo ha detto: ma tu lo imparerai l'arabo, vero? Per dire, cioè non è che te la risparmi così, io devo imparare l'italiano. E mi è piaciuta la provocazione, cioè fare la carità è impegnativo, amare è impegnativo. Però dall'altra parte, ascoltando quello che dicevi, mi pare che c'è anche l'altra sfida. Gli studi vanno bene, i numeri vanno bene, sono fondamentali, però c'è il pericolo alle volte di rinchiudersi in un ufficio e di fare la carità sui libri, che serve, però si perde il contatto con le storie. Ascoltando uno di questi profughi ieri a pranzo, davvero abbiamo sofferto ascoltando quello che ha dovuto subire per venire qua. Il viaggio tramite il deserto è stato 3 mesi rinchiuso in Libia, in uno stanzetto a pane e acqua, pagando, in attesa della prima barca utile per Lampedusa. Tu ascolti queste storie, sai i numeri, sai, ma sento il pericolo di dimenticare i volti. Quindi come conciliare una carità pensata, che accetta la sfida della complessità, senza dimenticare i volti? Grazie intanto per questa carrellata a 360 gradi sulla carità. Mi chiamo Roberto, faccio parte della comunità come sposato. Volevo chiederti un po' per quanto riguarda l'aspetto dell'informazione di cui ci hai parlato prima, no? In cui dicevi che l'informazione, hai usato il termine, sgretola un po' i valori che a volte ci sono dentro di noi. Volevo chiederti un aiuto, una spiegazione, un approfondimento su questo per aiutarci a capire di più e soprattutto per aiutarci a capire come combattere questo fenomeno che è un fenomeno dei nostri tempi, e come poter aiutare come padre di famiglia, per esempio, i propri figli o chi potremo incontrare a combattere appunto questo fenomeno. Grazie. Sono Paolo, sono sposato della comunità e tra le sfide alla carità non ho sentito l'impegno nella politica, che mi sembra che da parte della Chiesa, cioè quando noi cristiani andiamo a votare c'è sempre un bel problema, un bel dilemma, no? Però tutto il discorso invece mi sembrava molto politico, cioè questa è la vera politica, parlare dei problemi della gente, delle persone, l'impegnarci, eccetera. Come mai non riusciamo a far partire noi cristiani qualcosa dal basso, un impegno che ci veda una cosa nuova probabilmente, perché forse che veramente parli di queste cose in politica, in impegno alle persone? Domanda secca, speculazione finanziaria e povertà. Chi manovra? Ci sono nomi e cognomi? C'è Obama? C'è qualcun altro? Ci sono i nemici? E chi sono i nemici?
E invece la cosa invece più, come dire, io credo che dobbiamo apprezzare anche molte cose che si stanno facendo in forma carsica, ad esempio nelle scuole. Padre Luca adesso ha citato un po' la campagna, no? Sto pensando ad alcune realtà sussidiarie, cooperativistiche che stanno tentando sperimentazioni nuove sulla disabilità, ad esempio nelle scuole, con fondi dell'8 per 1000, ad esempio, della diocesi. E terzo aspetto, Paolo, che è un discorso che noi stiamo facendo in Caritas italiana, dovremmo anche rivedere la stessa capacità, ad esempio, di quella cellula base che noi abbiamo sempre denominato Caritas parrocchiale, no? Rispetto a problematiche di questo tipo. Dobbiamo ripensarla, rimodularla, riproporla in termini anche non similari a come l'abbiamo sempre proposta fino adesso. Mi fermo qui. Allora, prima di tutto, tra i 1000 appunti, dicevo a Don Marino che ho cambiato lo schema venendo più volte, perché mi aveva detto delle cose, poi appunto ho voluto inserire questo cenno su Papa Francesco, poi mi ha detto altre cose, allora poi insomma ho cambiato tante volte. E nel cambiare e ricambiare ho dimenticato completamente una parte, che in qualche modo è quella che mi sollecita Don Luca. Allora, d'accordissimo con tutte le sue considerazioni. Il punto qual è? Il punto che ho dimenticato e che penso soggiace a questi aspetti è quello del come educarci ed educare alla carità, la parte educativa. Quella parte non l'ho trattata assolutamente ed è molto ampia, quindi non posso fare solo qualche breve cenno. Però anche qui nella consapevolezza che le cose sono complesse, quindi la carità va pensata ed è impegnativa, ecco, è chiaro che il tema della formazione è centrale. Cercando di miscelare in questo aspetto anche quello che è, se vogliamo, la novità che porta Papa Francesco, ecco, io direi questo. Prima di tutto, sapete quella efficace espressione di Paolo VI, no? Più testimoni che maestri. Oggi penso che siano almeno 3 le dimensioni educative che devono sapere andare insieme, cioè l'essere maestro, che non va diminuito, l'essere testimone e l'essere accompagnatore. E il tema dell'accompagnamento nella Evangelii Gaudium è fortissimo. Se la leggete o la rileggete, vedrete quanto si vede la mano proprio del pastore, ecco, del sacerdote in Papa Francesco, che nell'equilibrio fra gesuita e insomma, prete ordinario, parroco, vescovo, eccetera, ecco, questo equilibrio forse propende un filo di più nel suo essere stato con la gente, tra la gente, più che pensatore, penna fine, quale è. Però si vede proprio su questo aspetto, sull'aspetto educativo, quando dice quella cosa, a volte alle suore, a volte ai preti di Roma, eccetera, dice quella cosa in qualche modo capendo bene a chi sta parlando e dice quella cosa che ti permette, se vuoi, ti dà quello stimolo per fare quel passino in più. Ecco, l'accompagnatore è questo, cioè noi dobbiamo essere capaci di autorevolezza, essere maestri, non è che possiamo essere vuoti, degli amiconi. Anch'io ho 3 figli, è difficilissimo. Centellinare quella parola giusta di contenuto, la testimonianza, che se no sei falso, ma l'accompagnatore. C'era quell'altro immigrato che diceva: ai servizi sociali sono un numero, ma il parroco mi saluta per nome, sta con me. E questa amalgama di queste 3 componenti educative penso che sia centrale oggi. L'altro aspetto è la credibilità. Qui non voglio andare su i grandi scandali che colpiscono periodicamente anche la Chiesa, però la credibilità oggi è centrale, la credibilità autentica, una nuova diaconia dell'annuncio.
Prima parlavo di carità indiretta, anche a livello organizzativo, parlavo di trasparenza. Poi verrà Gesualdi, che parlerà di stili di vita, eccetera. Però voi sapete che ormai anche nel Magistero, nella dottrina della Chiesa, il tema dell'essere tutti responsabili di tutti, dell'acquisto come atto morale, dell'investimento come atto morale. Essere organizzati ci permette di essere in rete. Noi siamo consapevoli del fatto che un'azienda produce in un certo modo e possiamo decidere di acquistare o non acquistare da quell'azienda, o investire o non investire in un certo modo, così poi tocco anche il tema delle speculazioni. Prima o poi si viene a sapere, cioè la credibilità è tale per cui o lo siamo a 360 gradi, oppure o prima o poi faremo venir meno tutto il valore della nostra educazione. E questo che ci mette di fronte oggi la società complessa, informata, per cui, capite, quando c'è il problema della privacy, siamo tutti a favore di una certa privacy, ma insomma, se non ci fossero tutte le telecamere di fianco ad ogni negozio, non avrebbero beccato anche l'ultimo assassino. Queste telecamere è come se fossero ormai in un modo o nell'altro sempre puntate su di noi. È una credibilità come organizzazioni in tutto quello che facciamo, dalla gestione del personale alla gestione economica, in tutto è fondamentale. L'altro aspetto educativo della carità è che educa chi la fa, chi la riceve e chi osserva. La carità educa chi la fa, lo sappiamo benissimo, i nostri volontari tornano sempre dicendo pensavo di fare del bene, sono io che. Se noi organizziamo bene però, attenzione, io ho visto anche dei grandi fallimenti, quindi la preparazione, il seguito, l'accompagnamento, la pedagogia dei fatti, la valenza pedagogica della carità non può essere data per scontata. Non basta buttare un gruppo di giovani in una casa di riposo per anziani o fargli fare un viaggio. Io in Costa d'Avorio ho visto arrivare un gruppo di una nota ONG italiana dove all'inizio erano talmente terrorizzati dal bere l'acqua che era stata offerta loro da un missionario, perché gli era stato detto, avevano letto da qualche parte, si beve l'acqua, la verdura fresca, chissà, di qua di là, tutto così. Cioè, se non c'è un'adeguata preparazione linguistica, interculturale e quant'altro, facciamo danni. È solo un esempio, ma per dire che la carità educa chi la fa, se ben preparato, accompagnato anche da parte nostra, che abbiamo qualche annetto in più. Chi la riceve, voi sapete tutte le storie di gente durante l'alluvione del Piemonte nel 94-95, dei piccoli imprenditori a cui davamo un microcredito, un piccolo dono, eccetera, con le lacrime agli occhi, dicendo mai nessuno mi aveva dato nulla, mai nessuno, è la prima volta nella mia vita. E ringraziavano in quel caso la Caritas di Alessandria, se non ricordo male, qualche operatore, però anche qui, senza, come insegnano i padri, atteggiamenti di superiorità, di buonismo, quei famosi nuovi poveri arrabbiati, sono arrabbiati soprattutto per questo, perché i nostri operatori praticamente gli lanciano addosso il pacco viveri, con atteggiamento di superiorità. Sappiamo benissimo che ci sono molte persone che sono povere anche per colpa loro, perché magari si sono bruciate tutto col gioco d'azzardo. Ma è un altro discorso ancora, E prima di tutto bisogna capire e ascoltarli, e non trattarli con superiorità. E comunque se poi ti bruci, Se li tratti male poi non vengono più. E che testimonianze abbiamo dato? Anche aiutare, certamente, è qui il punto, che l'amore è impegnativo, perché ha tutta una serie di aspetti complessi. Ultimo aspetto, quanto educa la carità? Non sappiamo neanche chi. Il sorriso rugoso di Madre Teresa di Calcutta,
la bellezza della povertà, il suo aiutare i lebbrosi, l'accarezzare. Papa Francesco che si mette guancia a guancia con quel disabile adulto, non era un bambinetto. Quei lunghi secondi hanno convertito moltissime, hanno trafitto nel cuore moltissime persone, non sappiamo neanche chi. Cioè un atto di carità veramente puro, credibile, converte chi lo fa, chi lo riceve e chi osserva, senza che nessuno si vanti, senza che si metta in mostra. Il Papa Porino è difficile che non notino anche voglio dire, i pori della pelle, ma questa cosa è emblematica di quello che fanno moltissimi in ogni angolo del mondo. È il valore educativo della carità ben preparata e testimoniata. Una testimonianza comunitaria della carità, una carità appunto organizzata con una capacità organizzativa che non può mai essere data per scontata. Un altro elemento è quello della pastorale integrata, adesso non possiamo andare troppo nei dettagli, però le cose dobbiamo farle insieme. Dobbiamo farle insieme, dobbiamo imparare a lavorare insieme. Spesso abbiamo, sapete che questo è il periodo in cui la famosa Agea, c'è questa specie di buco adesso, di periodo vuoto, dove non arrivano in tutti i posti i pacchi, i viveri che vengono distribuiti gratuitamente, eccetera. Sapete che alcuni sono andati più in crisi per il fatto che i propri volontari non avrebbero avuto più nulla da fare rispetto al fatto che i poveri non avrebbero ricevuto più nulla. Non so se mi spiego. Spesso non abbiamo la capacità di metterci insieme, di lavorare con senso, con lungimiranza, in collaborazione. Ognuno deve essere chiuso nel suo ufficio a fare le sue cose, perde il contatto con la realtà, diventa un burocrate, un impiegato, da chi è l'ultimo anello della catena fino ai massimi sistemi, nessuno escluso, noi per primi. E appunto non mi dilungo su questi aspetti, ma la questione educativa rispetto alla carità è effettivamente infinita. Due cenni a Roberto. Prima di tutto l'informazione italiana è malata dal punto di vista quantitativo e qualitativo, cioè questi studi fatti da varie parti dimostrano come l'informazione italiana mediamente, ma su ormai più di un decennio di studi molto attenti, noi abbiamo fatto quello sui conflitti dimenticati, ma abbiamo unito studi di molti altri, cioè proprio tutta una serie di notizie non passano, tutta una serie di cose proprio non si sanno. Sugli esteri siamo tra i più ignoranti al mondo e i più provinciali al mondo. Oltre che facendo uno studio su parole chiave, un'analisi sui temi che venivano trattati, per esempio sulle guerre, quasi sempre vengono descritte come guerre appunto etniche, questo binomio terribile. Non ci sono analisi di contesto, analisi sulle cause, non si dà quasi mai la parola alle realtà locali, alle vittime. A differenza, non so se ai tempi avevate anche qui la TV svizzera. Ecco, dalle mie parti si vedeva la televisione svizzera del Ticino. Anzi, vi dico un'altra cosa. A un certo punto abbiamo organizzato un seminario presentando i risultati di questi studi e abbiamo invitato esponenti della RAI, di Mediaset, eccetera. E uno di loro ci disse: è colpa vostra. Cioè, è vero che l'informazione italiana è malata, cronicamente malata dal punto di vista quantitativo e qualitativo, ma è colpa vostra. Perché? Dice, perché? Perché quando noi passiamo un servizio, 1 minuto, 2 minuti, all'interno di un TG, in cui parliamo della povertà in Africa, o di una guerra in Africa o così, la gente poi cambia canale, mi diminuisce l'Auditel e mi salta la sedia, la poltrona. Quindi io ci ho anche provato 1 volta, 2 volte, ai tempi, i primi anni c'erano tutta una serie di guerre, la Guinea-Bissau, la Casamance, e avevo fatto degli esempi. Chi ha il problema della TV commerciale in modo drammatico, ma come sapete anche la TV pubblica vive di questo, di Auditel, di ascolti. Se vanno male saltano le poltrone. Quindi colpa nostra, Don Luca, colpa nostra che non siamo in grado di educare le persone, e quindi le persone sono maleducate
e quindi cambiano canale, perché quando sentono parlare di Africa o di alcuni temi forti e quindi sentono certe notizie, non le vogliono ascoltare. Allora, ed è nato un bel dibattito. Quando una informazione viene presentata veramente male dal punto di vista quantitativo e qualitativo, è proprio così. Cioè, anch'io, io non so voi, ma quando ai miei figli fai vedere un documentario dove c'è il bambino africano, ahimè, denutrito col pancione e la mosca sul naso, dopo un po' di minuti non ce la fai più. Cioè comunque cambi il programma, perché è talmente pesante anche per loro quella vista che, insomma... Invece, e la televisione svizzera, ma io non voglio elogiarli, dico solo quello che mi ricordo di allora, erano capaci di presentare le cose in modo interessante. Spiegavano le dinamiche, quello che ci stava dietro, davano la parola a più campane, a più voci, a più interlocutori, e ascoltavi quel servizio con piacere, con interesse, e non si cambiava canale. Allora c'è una corresponsabilità loro, e da parte nostra penso sia importante educarci a questo. Io non so se avete mai avuto la fortuna di fare quei giochi di ruolo dove ti fanno fare a te il cameraman. Adesso tutti hanno, no? La possibilità di fare dei video, oppure che spiegano le dinamiche con cui sono fatti i programmi, o ti portano in uno studio televisivo, ti fanno capire le scelte, oppure semplicemente far capire che vi sono ormai anche tantissime fonti di informazione a cui attingere. E quindi educarci ad un uso corretto e responsabile dei media, ed educarci ed educare ad un uso plurimo dei media, sentire tante campane, fino a quelle straniere. Noi siamo tra i pochi paesi al mondo dove sostanzialmente quando guardi, e possiamo guardarla tutti ormai, no? O France 2 o la CNN o la BBC, cambi subito canale perché non capisci niente. Cioè è un tema su cui penso dobbiamo porci degli interrogativi. Nessuno ha le ricette pronte in tasca, però è drammatico, siccome questa informazione di fatto influisce notevolmente sui valori della gente. Penso che se noi vogliamo educare a certi valori dobbiamo porci questo interrogativo, magari anche con delle risposte innovative che in questo momento io non so darvi, però certamente tutta una serie di sperimentazioni sono in atto e bisogna fare di più, perché è una questione fondamentale se vogliamo educare a certi valori, anche di carattere spirituale, perché la spiritualità è morta nei nostri canali, nei nostri programmi, o viene talmente sdolcinata che in alcuni casi dà anche fastidio. Sono d'accordo con Paolo, io penso che, vabbè, tra le altre cose adesso sono le elezioni europee, e quello che è bello fare è vedere così le argomentazioni quando vanno sui contenuti. È impressionante come anche i candidati che si ispirano ai nostri valori sostanzialmente parlino sempre e solo di convenienza, cioè conviene stare in Europa o non conviene stare in Europa, ma poi il valore che è retrostante è solo ed esclusivamente egoistico. Solo esclusivamente egoistico, cioè c'è chi dice che conviene starci nel lungo periodo, perché se guardiamo alle decadi precedenti, al di là del fatto della guerra, della società del carbone, dell'acciaio, delle fluttuazioni finanziarie e economiche, ne è valsa la pena e ne varrà la pena. C'è chi dice che bisogna uscire perché così avremo la nostra moneta unica, o altri ragionamenti di questo tipo. Il primo punto che mi porrei è come educare ancora una volta una carità politica. La carità politica l'avevo citata, intesa come la difesa dei diritti dei poveri, di tutti, e come tutti sappiamo, una delle forme più alte di carità, ripresa da numerosi papi. Evidentemente se andiamo su discorsi di aggregazioni politiche non finiremmo più, però penso che anche su questo dobbiamo fare una riflessione proprio come italiani, e cioè quando dicevo prima lavorare insieme. Se io penso come Chiesa, lo diceva Don Marino venendo, noi siamo l'unico paese d'Europa dove abbiamo tante di quelle ONG cattoliche che nessuno ha. Gli altri paesi europei ne hanno poche e grandi, diramate in
in 1000 sedi locali, ma hanno poche grandi organizzazioni. Noi, se ciascuno di noi non fa la sua, non è contento, convinto di essere sostanzialmente il migliore. E questo temo che abbia una conseguenza anche per coloro che sono i cattolici impegnati in politica, rispetto ai quali abbiamo visto ogni tipo di frantumazione, la famosa scissione dell'atomo. E quindi penso che il problema sia a monte e questo sia solo una conseguenza. Però, ecco, siccome il tema è complessissimo e delicato, mi limiterei a questa considerazione. Con Don Marino, la risposta sulle speculazioni finanziarie è complessa, però certamente chi gestisce i grandi patrimoni finanziari, prima di tutto c'è anche qui una corresponsabilità nostra. Cioè, nel momento in cui noi vogliamo orientare eticamente i nostri investimenti e vincolarli a questo, possiamo farlo. Nel momento in cui non lo vogliamo, i vari intermediari finanziari alla fine della fiera sono liberi di fare quello che vogliono. Ci sono grandi e piccoli investitori internazionali e quello che è più terribile è che ci sono dei sospetti che in alcuni casi siano tra loro coordinati, per cui se si siedono intorno a un tavolo e decidono di fare una sorta di aggressione sull'Europa o sul cibo o su qualsiasi cosa decidano e possano, diciamo, cannibalizzare quello che vogliono. Questo è il dramma ed è il cinismo di questo meccanismo, dove per far soldi la finanza è questa scommessa, no? Questa scommessa sulla crescita o la diminuzione di qualsiasi cosa. Nel momento in cui tratti allo stesso modo un'azione, un'obbligazione, un titolo e appunto le commodities che vanno appunto da tutto ciò che è concretamente trattabile a questo mondo, e questi meccanismi non vengono governati sostanzialmente, crei le premesse perché succeda quello che è successo, dove appunto la legalità può essere anche rispettata, paradossalmente. Ci possono anche non essere assolutamente né frodi né ogni tipo di mancanza di rispetto della legalità nazionale e internazionale. Ciò nonostante, tramite questi meccanismi, questi grandi poli di potere finanziario possono sostanzialmente commettere degli enormi crimini. E il problema è che, ed è qui il tema della responsabilità indiretta, della carità indiretta, ed è un tema su cui dobbiamo porci interrogativi anche noi, perché quando non ragioniamo così lasciamo loro le mani libere per fare quello che vogliono. Sul resto sono d'accordo sia sul tema delle scuole sia sul tema della Caritas parrocchiale, anche qua ci sarebbe molto da dire, però penso che sia fondamentale. Cioè, quando io incontro una persona, voi sapete che la nostra notorietà, parlo tutto il mondo del no profit, anche la Caritas, eccetera, è molto alta, però è sostanzialmente legata all'esperienza che uno fa nel suo piccolo, cioè la sua Caritas parrocchiale. Se io incontro il mio vicino di casa e parlo con lui della Caritas, lui ha in mente la Caritas della mia parrocchia, forse vagamente quella della diocesi. E quindi nel momento in cui noi non lavoriamo seriamente su questo, per il futuro avremo dei seri problemi. Non possiamo così navigare sull'oro, gioire sugli allori. Il tutto va rimesso in discussione costantemente, a partire dalle Caritas parrocchiali, che sono di fatto i nostri veri testimoni, i nostri veri punti di contatto con i poveri e con tutto il territorio. Per cui penso che sia doveroso da parte nostra ripensare Caritas parrocchiali e tutto il nostro modo di fare la carità come Chiesa. Mi chiamo Giuseppe e sono qui volontario in comunità. Una cosa che mi fa male, proprio male, è dici che la stampa, i mass media, quello che dicono è vero o non è vero. Perché io sento
che abbiamo a livello politico, a livello di manager, a livello di professori, medici, a livello di istituzione come superiori a quelli dell'arma, diciamo, gente che ha il potere in mano, che si appropriano dei capitali, di soldi. Questi soldi qua, che sono soldi italiani, soldi nostri, che sono stati accantonati per degli obiettivi, questa gente, anche quelli dei partiti, prendiamo tutti, hanno sti soldi in mano e sti soldi c'è la stampa che dice che ci sono questi capitali che spariscono, sta gente si appropriano di questi capitali. Allora, è vero o non è vero? Perché se dici che la stampa è fasulla, conta barzellette, oppure è verità. Come facciamo a saperlo noi che è verità? Diciamo che non è vero. Non so. Diciamo che è vero. Bene. Se è vero, questi soldi qua, questa gente che si è appropriata di soldi, li dà indietro dopo? Dove vanno questi soldi? Perché scoprono che sono come si dice, hanno rubato, in poche parole, no? E dopo tutto tace, nessuno parla più. E allora come la mettiamo? Non possono questo fiume di soldi incamerarlo e per metterlo a disposizione della gente che ha fame? Oppure sul deficit pubblico? Oppure ci inventiamo qualcosa? Chiaro. Grazie. Grazie. Sì, buonasera. Io sono Nicola Marinelli, l'assessore ai servizi sociali di questo comune. Sì, e sono di Luino. Perciò la televisione svizzera io la vedevo. Si vede ancora? E da qui non si vede più. Si vedeva anche Capodistria, all'inizio si vedevano tutta una serie di bei tempi, sì. E allora voglio soltanto fare alcune considerazioni. Si parlava di carità, ma in molti passaggi era il sinonimo di Chiesa, no? Quando la Chiesa è di fronte alle persone, quando lo sguardo di Gesù è davanti alle persone, non si può stare fermi, no? Mi viene in mente un'espressione che mi diceva sempre il mio parroco: il bene deve essere fatto bene, perché sennò la gente non capisce, no? È difficile far politica, anche amministrazione è difficile farlo, perché la gente non è più abituata alle cose gratuite, si aspetta sempre che ci sia comunque qualcosa da pagare. Sì, ma se fai questa cosa, che cosa te ne viene in tasca? Niente, io faccio il politico, ma ho il mio mestiere, continuo a fare il consulente per grosse aziende d'abbigliamento, ma faccio anche l'assessore ai servizi sociali. Mia moglie è un po' incazzata per questa cosa qui, perché sono 5 anni che non ho più una vita mia familiare, perché tutto il tempo che ho lo dedico a queste cose, insomma. Però non è vero che non si fa niente, no? Il Comune di Portoviro, sulla questione educativa, noi continuiamo ancora a dare una accoglienza scolastica in più rispetto a quello che fa tutto il resto della provincia. Facciamo sulle difficoltà di apprendimento, abbiamo degli sportelli apposta che paghiamo noi, perché la difficoltà di apprendimento presa subito fa sì che dei bambini non diventino degli handicappati. Una volta c'erano le differenziali, no? Adesso cerchiamo di prenderli. Non è vero che non si fa niente. Cioè, noi abbiamo dei missionari che vengono tutti gli anni nelle nostre parrocchie, cioè nelle nostre scuole, che sono i missionari dell'AVSI. No, probabilmente sarà conosciuta come ONG, ma nessuno vieta che la comunità di Villareggia venga, no? Dicevamo prima che c'era la parrocchia di fronte all'ospedale, no? Cioè nessuno vieta che ci si metta d'accordo e si venga a lavorare nelle scuole, cioè non è vietato, no? Per cui io vi aspetto, io non so, sono in scadenza, non so se sarò ancora io il prossimo, no? Chi lo sa. La vita è così strana, però per me non cambierebbe quasi niente, però vi aspettiamo, nel senso che è tempo di muoversi, insomma. Poi comunque qui
si sente Radio Maria, e Radio Maria fa un bellissimo radiogiornale che è quello di Radio Vaticana. Lì possiamo ascoltarlo tutti, quello, alle 7:30, invece di ascoltare Rai 2, perché io c'è Radio 2, in contemporanea c'è quello di Radio Maria che è Radio Vaticana, per cui se uno vuole farsi un po' di cultura di cosa succede all'estero, qualcosina c'è, poi con i nuovi media uno, se vuole approfondire, ce la fa. Ultima cosa, la Caritas di Portoviro ha due, lo sapete meglio di me che cosa che ha, però quest'anno ci ha chiesto di dare più priorità come aiuto del comune al centro di ascolto che non all'attività che già c'è, che è quella dei pacchi, voglio dire, il comune di Portoviro ha accolto, nel senso che non è vero che la politica non c'è mai, che fa tutta schifo, voglio dire, bisogna cercare anche di valorizzare quello che c'è, capire, perché per noi non è facile, noi abbiamo 50 e abbiamo 500 di bisogno, abbiamo 50 euro da spendere con 500 di bisogno. Io, come mio modo di vedere le cose, cerco di guardarle mettendomi nei panni, chissà come avrebbe guardato Gesù questa cosa, no? Quando vengono anche le persone a parlare con me, dico di cosa stiamo parlando, cioè voglio dire, li vedo tutti i giorni, gente che si è mangiata tutto con le prostitute, no? Perché sembra che siano cose che si dicevano ai tempi del Vangelo, ci sono anche adesso. Signore che vengono i primi 3 giorni che gli anziani prendono la pensione a renderli felici 3 giorni e poi dopo la pensione sparisce, oppure gente che si mangia tutto alle macchinette, cioè non è che sono cose che succedono soltanto nelle grandi città, succedono anche qui, però dobbiamo fare fronte comune tutti insieme, cioè non è che lasciando solo l'assessore ai servizi sociali e poi dicendo tutti la politica fa schifo ne saltiamo fuori. È il momento di muoversi, è il momento di fare tutti assieme qualcosa. Grazie. Allora, sul discorso dei media che è stato toccato più volte, come dicevo prima, ci sono tutta una serie di studi che dimostrano come in Italia tutta una serie di notizie non vengano date. Parlo soprattutto degli esteri, notizie che arrivano dall'estero. Oppure che siano superficiali in qualità o in alcuni casi siano sbagliate. Per esempio abbiamo sopra di noi nella nostra sede padre Giulio Albanese, che prima lavorava alla MISN e ha lavorato anche alla CNN. Lui cita sempre dei casi concreti in cui il contatto, che penso sia sostanzialmente quotidiano per tutti i media cattolici con i missionari, con le chiese locali, può svelare delle falsità. Per esempio durante la guerra del Congo, la prima guerra di Kabila, quando ha conquistato il Congo, si dava per esempio per presa o non presa una certa cittadina e in alcuni casi la notizia era falsa, era propaganda. Voi sapete, quando c'è di mezzo la guerra, la violenza, l'informazione è la prima vittima. Nell'enciclica Pacem in Terris il primo pilastro della pace è la verità, con la V maiuscola ma anche con la V minuscola, la verità dei fatti. E quindi la manipolazione o anche solo il presentare una cosa in un certo modo ti può condizionare l'opinione. Perché è una cosa anche sbagliata, poi nel momento in cui si dice sì però succede la stessa cosa negli altri paesi dell'Europa, sì però viene sempre messa affiancata una cosa magari che fa da controaltare per sminuire la gravità di una cosa. Quindi è un discorso estremamente complesso quello dell'informazione ed è per questo che certo non possiamo passare tutto il giorno a informarci, questo siamo tutti d'accordo. Però, proprio per il fatto che siamo Chiesa, che siamo comunità e che appunto spesso possiamo lavorare insieme, possiamo anche organizzare un sistema di informazione o comunque, quando ci sono delle decisioni importanti da prendere, il fatto di discernere insieme, confrontarci, proprio perché sappiamo che l'informazione su alcuni temi è quantomeno opinabile. Voi sapete che la radice etimologica
del diavolo, del demonio, è colui che separa, ma anche discernere ha come radice etimologica il separare, il bene dal male. Cioè, alla fine c'è un separare per il male e c'è un separare per il bene. Alcuni dicono la verità non esiste. Cosa vuol dire la verità non esiste? Ogni cosa è così complessa, ogni cosa, che se tu la descrivi non finisci più. Ogni fatto che succede è stato visto e vissuto da 1000 punti di vista diversi e quindi serve sempre una capacità di discernimento e di sintesi. Ed è per questo che in una società complessa come è la nostra occorre organizzarsi anche per questo. Ecco perché dicevo che è importante, quasi come forma di carità, di educazione caritativa, educare all'uso e all'accesso dei media e comunque ad avere più fonti di informazione, che aiuta a completare un po' il quadro. Sui temi legati alla politica, ai soldi, al malaffare, alla mala politica, questo è l'ennesima potenza. L'Italia è uno dei paesi al mondo dove sostanzialmente quasi un terzo, un quarto di tutti i telegiornali è dedicato alla politica e devi sempre sentire tutti e tutti dicono il contrario di quell'altro. C'è il manuale Cencelli dell'informazione politica all'ennesima potenza, dove giustamente poi alla fine uno è frastornato e non sa più l'essenziale. I fondi il tizio poi li ha rubati o no? Li ha restituiti o no? Ogni cosa è una cosa a sé. Ci sarà tizio che dirà fino alla fine che non è vero, non li ha rubati, o comunque li ha rubati perché qualcuno glieli ha messi in tasca, ma in realtà lui li ha rubati. Allora, ancora una volta, adesso io non entro nel merito, però su ogni questione di malaffare c'è un seguito e io non lo so, potrebbe essere che voi siete una bella comunità con tante persone, si possono individuare dei filoni di approfondimento e alcuni seguono dei filoni, ci si divide. Perché questo è, ci sono Radio Vaticana per esempio è una fonte autorevole, ci sono dei gruppi di giornalisti che seguono dei temi, ognuno è specializzato su qualcosa, perché poi c'è anche un linguaggio economico, giuridico, che è talmente complesso dove alla fine uno ne esce frastornato, non capisce più nulla. Quindi è veramente importante questo. E poi alla fine serve una traduzione divulgativa di tutto questo, perché se anche segui tutto nel dettaglio, poi te lo spiegano e incominciano a spiegartelo con questo linguaggio incomprensibile, punti a capo, non si capisce più niente. E questo potrebbe essere un ruolo anche nostro, perché se noi ci informiamo in maniera plurima, anche i media cattolici evidentemente insomma, sono molto bene attrezzati in generale. Per esempio sulle radio, la Radio Vaticana l'avevamo studiata, comunque era una delle migliori se non la migliore, proprio come numero di notizie date per certi argomenti, e pur non avendo nessuno la pretesa di avere la verità in tasca, perché nessuno è perfetto. Però ecco, il leggere alcune cose, aiutarle a leggere, ritradurla in modo divulgabile per un pubblico più vasto, è un ruolo importante per una comunità. Su Nicola non ho nulla da aggiungere, insomma, sostanzialmente condivido e non penso di aver detto, non volevo dire che non sia possibile un impegno in politica improntato a carità. E penso che appunto sostanzialmente le parole di Paolo VI fossero, quando lui ha detto che è la forma più alta, alcuni dicono è una delle forme più alte, la più alta, una delle più alte, cioè solo per dire che se la carità in generale va preparata e va preparata bene, chi si occupa di politica, che è proprio come si può dire, l'arte, la ricerca del bene comune, no? L'arte poi a un certo punto che comunque devi prendere questa benedetta decisione e quindi hai anche tutto il peso di una responsabilità che ti logora sotto certi aspetti, ti può appesantire molto. Io ho degli amici impegnati in politica ma anch'io al mio livello, quando prendi una decisione in qualsiasi ambito soffri, perché ogni decisione vuol dire decidere una cosa e non decidere tutte le altre. E chi appunto sa vivere un minimo, insomma, l'ascolto degli altri e l'opinabilità di tutto,
hai sempre il dubbio, evidentemente. Quindi la complessità della politica è il tema ed è quello per cui appunto non basta neanche la preparazione, ma forse la questione è anche quella della partecipazione e dell'ascolto. Il fatto per esempio che, dicevo prima, questo protocollo che abbiamo sottoscritto col Ministero della Pubblica Istruzione, il MIUR, Istruzione, Università e Ricerca, comunque io lo valuto positivamente perché da parte del Ministero è un modo per ascoltare altri. Adesso verrà costituito un comitato misto, io non so a cosa porterà, so che è la prima volta e se noi l'avevamo auspicato, questa volta ci è stato offerto. Un governo, un'amministrazione anche locale può o non può in modo strutturato avviare percorsi di partecipazione e discernimento comunitario, non so come chiamarli meglio, perché poi nella complessità forse una cosa importante è anche il metodo, non solo il merito. Tu puoi prendere delle scelte con la buona fede più buona del mondo, ma comunque se lo fai attraverso un processo partecipativo aperto all'ascolto di varie campane, il metodo in alcuni casi è il vero segreto del successo della decisione, è foriero di una buona decisione. Se invece decidi, c'è la preghiera, c'è la spiritualità, però penso che sia importante una partecipazione che poi sarà sempre criteriata e limitata, perché il limite estremo è che stai tutta la vita in riunione e poi alla fine non capisci più nulla e non decidi mai, anche questo è sbagliato. È lì che l'equilibrio non è facile. Però mi pare che in generale si ecceda in autoritarismo, cioè in prendere delle decisioni con il piglio di chi può farlo. Quindi ben venga chi si impegna in politica, si dia la competenza, si dia il merito, ma si dia anche un metodo.